No, I'm not a writer. Nei video dei full timer si usa preparare la moka del caffè, ma io non sono studiato e preparo la tisana al finocchio. Cioè non nel senso che dentro c'è un omosessuale, proprio la tisana al finocchio che serve a ridurre i gonfiori di stomaco. E tutto questo da dove? Allora, innanzitutto, aspetta che controllo il telefono che dopo te sbaglio la data. Siamo in un remoto martedì 27 novembre, una data che non esisterà più quando guarderai il video, ma anche domani, quindi tutto quello che io faccio in realtà non esiste più, cioè tutto quello che io ho fatto nel passato, che è strana sta roba, comunque. Dove abitiamo oggi? Allora, sono nell'ennesimo trasloco, sono a Eraclea, provincia di Venezia, questo in teoria fino al 31 dicembre, salvo altri spostamenti, insomma, poi ci sono anche le ferie di Natale, e sono parcheggiato davanti ai caramba, davanti al camper, ti ricordi le vecchie puntate, ti ricordi, se sei uno storico te le ricordi ste robette, ti ricordi sto posto? È una città completa, c'è di tutto, tutti i tipi di negozietti, tabacchini, bar, ristoranti, pizzerie, tutto quanto. Per il camper non è il massimo, nel senso che non c'è un bel posto wild dove mettersi, avere un bel panorama, il carico dell'acqua e tutte quelle cosette là, insomma, non c'è un cazzo di niente qua. Difatti domani, no, sì, perché stasera è finita, adesso devo andare a dormire. Domani sera passa a trovarmi la Alessia che ceniamo assieme e non so dove portarla perché qua mi fa triste. È vero che la gente normale ha le case qua, ma a me, cioè, visto che ho la possibilità di cambiare, mi fa triste. Non so se mi spiego, non vorrei venisse antipatica, non vorrei venisse fraintesa sta roba, eh. Ah beh, ma è semplice. Basta non fraintendi. Ho là adesso che mi provo anche il cavallettino che mi ha regalato il Mirko, che è quello a destra, che vedi è parecchio più alto del mio manfrottino, no? Quindi io per andare in giro uso sempre il manfrotto ovviamente, però per fare il vlog, accidenti, quello mi è molto più comodo, perché col manfrotto di solito ci appoggio sempre qualcosa sotto, qualche scatola, qualcosa, insomma, no? Oh là, infatti, tutta un'altra roba, decisamente più comodo, tutta un'altra robetta. Non mi piace tanto l'inquadratura, perché il camper, ti ho detto, io lo percepisco come bellissimo, per me è bellissimo, però questa parte dietro, vista da così, sembra un po' caotica, sia per i cambi di colore, c'è la porta, tra virgolette, moderna, nel senso il bianco, il rosso e il nero, poi dietro il copripiumone di un colore, le tende di un altro, poi qua l'effetto legno, quindi di là la parete bianca, sembra tutto un macello, mentre dalla cuccia del CP si percepisce di più lo spirito della Yuri Mobile, no? È anche abbastanza distante come spirito. Ci sono i bau che abbaiano, Emi. Abbiamo i vicini sbaioni. Dove siamo andati a abitare qua? Cambiamo casa noi altri, eh? Cioè cambiamo... No, guarda. Perfetto, veramente perfetto, anche se, ecco, potrei metterlo così che è un po' più professional, che hai le tendine dietro, sembra che tipo sono all'interno di un pub, tipo, no? Che qua vedi il bancone dietro, in realtà non è il bancone, è il mio gavone, vero CP? Ti han fatto arrabbiare quei cani? Sì, no, ho capito, non con lingua, ti dico sempre, non con lingua. Gliel'ho detto anche ai cavalli, gliel'ho detto ai lama, gliel'ho detto alle caprette, a tutti gli ho detto non con lingua, non è che lo dico solo a te, sai? Magari a te un po' di più perché hai l'alito che puzza un po', però insomma... non sono stato io. Mm. Mua! Ancora, oh tu, no, non con lingua, non con lingua, non con lingua. Ascolta CP, adesso noi diamo la buonanotte, ci vediamo nella puntata di domani o dopodomani o comunque quando capita, anche perché abbiamo già tipo una cinquantina di video già caricati, no? Quindi insomma voglio dire che sono là in coda che aspettano la data della pubblicazione, no? Quindi insomma possiamo stare anche tranquilli e registrare solo se abbiamo cose interessanti da dire. Ma noi avevamo cose interessanti da dire, dovevamo dire che c'erano i vicini sbaioni. Ah, dialetto veneto, sbaioni uguale a baioni. Le un sbaion. Perché il can è un sbaion.
buongiorno Italia. Qui è un sabato tipo, non so, una roba tipo un 12 dicembre, giornata fantastica, e oggi c'è anche colei che mi fa sempre partire in ritardo, ecco sì. Allora, bando alle ciance, nel senso che cianciamo dopo. Stiamo andando nel Parco Nazionale delle Dolomiti Furlane, precisamente nel paesino che è Presalis, no? Ok? Adesso sentirei un po' disturbato perché c'è la strada tutta rotta qua che si sente un casino della miseria. E tutto ciò è appena dopo Barcis, dopo il lago di Barcis, no? È un posto dove non ci sono mai stato, nella Valsellina, sembrerebbe molto bello. E ti puntinerò ovviamente tutto, soprattutto il posto dove andremo a trascorrere la notte. C'è un'area camper anche lì, però il Zingano ti ha scoperto una cosa molto più interessante. E adesso andiamo a vedere, dai, su, via. Allora John, praticamente con l'Alessia era venuto fuori il discorso delle cicogne, no? E il discorso sostanzialmente è: come mai la gente associa l'animale della cicogna, no, alla nascita dei bambini? Allora, la leggenda, o almeno quella, la nostra leggenda, narra che una volta, un tempo, c'era la povertà. In quel tempo di povertà non era usanza tenere il camino acceso, no? E allora si accendeva solo il camino nelle grandi occasioni o proprio in caso di necessità. Quindi ad esempio proprio nel caso in cui nasceva un bambino. Le cicogne sentivano il caldo del camino, del fumo che usciva, e andavano lì a fare il loro nido. Per quello si associa la nascita del bambino alla cicogna, hai capito? Poi per anni. Ecco Piantina, vedi, ti è andata bene a venire via col Zingano, perché adesso andiamo in montagna, vedi tutti i posti belli. Se no cosa facevi? Te ne stavi là? Dai, Nemo. Allora ragazzo, siamo arrivati, prima di schiacciare l'ecco ho detto, ma che cacchio è che siamo? Vabbè, comunque, la puntina te la trovi sotto nella descrizione del video, no? Con tutte le posizioni GPS e probabilmente anche la pagina nel sito, con le foto destra e sinistra. Se così non fosse, nei commenti, Yuri, svegliati fuori, traduzione, svegliati fuori, metti il link e così trovi il tutto, no? Adesso siamo parcheggiati nel parcheggio gratuito, si chiamerà così nella puntina, scusa se mi registro in controluce, però sai, questo è un canale un po' così. Ci faremo un giro nel paesino col CP e dopodiché la notte andiamo a dormire davanti al cimitero in un posto, vedrai domani mattina. Molto tranquillo. Yeah, vabbè. Siccome qui è molto buio, per motivi di sicurezza il CP l'abbiamo accessoriato col suo collare a LED a intermittenza, vero CP? Però digli, sta anche fisso. In più col suo capottino nuovo che è tutto morbidoso dentro, sì. Ecco lì che si vergogna quando parlo delle sue cose, vedi? E si nasconde, è incredibile sto cane. Ti dirò che non fa freddo, siamo qua fuori a quel parcheggio gratuito che ti ho indicato, è strapieno di stelle, ovviamente in video neanche la Sony riesce a fartele vedere. E andiamo a vedere adesso un po' il centro. Allora John, vedi, andando dentro per il paesino, no? C'hai le indicazioni centro visite parco e poi anche Val Cimolana. Da quello che leggevo, il centro visite è proprio l'entrata, no? Di questi percorsi, no? Da fare nella montagna, che dovrebbero essere molto belli. E guarda, lì c'era una chiesetta là in fondo, la vedi, ma noi col cavolo che ci andiamo. E noi andiamo a questa qua più vicina, no? Cioè devo andare a quella a 3 km, andrò a sta qua che è qua. Come non detto, poi il cartello ti indica parco naturale di qua. Io non capisco. Allora sì, questo è il centro visite, ma tu non imparare dal video del Zingano, cioè tu guardati le puntine se vuoi i posti, no? Comunque adesso vediamo di trovare qualche autoctono qua e gli chiediamo indication. Allora, come puoi vedere, in questi ambienti di montagna ci sono queste chiesette tipiche e il panduzzo tipico, no? Io volevo farti vedere il panduzzo, mi ha accesa. Ma dai, c'è un po' di passaggio, c'è un po' di movimento. In parte la chiesa, la prima chiesa, non quella in alto, c'è sto cartellone enorme qua che adesso andiamo anche a vedere, magari ci indica i percorsi. E guarda, qua siamo alla chiesa di Santa Maria Maggiore, guarda che grazie ai portoni ancestrali, questo è quello del campanile. E adesso ovviamente il Zingano ti porta a vedere dentro, come sempre. No, io devo far messa, dei rumori. Sì, io devo far messa. Bello come paesino, cioè abbastanza tipico, no? Cioè, a parte il panduzzo. Cioè, guarda che altissime tecnologie, Hai visto CP? Sono alte tecnologie. Difatti è là in alto, la mia parterra, guarda, è là in alto. Andiamo autoctono. Signori, buongiorno, per domani, buonasera, è vero, per domani, per fare la camminatina, ho letto che c'è un bel percorso con i cervi, eccetera. Cioè, in che punto si entra?
per il parco faunistico praticamente. Ma da dove allora? Devi andare dall'altra parte del paese, no? Ma a piedi è una cosa... No, da qui. no, saranno 2 chilometri qui a piedi. Ah, Sì. pensavo Quando fosse arrivi- da qui No, io. no, no, no. No, quando arrivi, come si dice, dove c'è la chiesa di là del ponte, lì, a San Sì? Floriano, no? Sì. C'è una strada che va via. A un certo punto c'è una biforcazione. Te prendi sempre quella più dritta, quella sopra, no? E continui dritto e arrivi sul recinto dei cervi. Giri attorno e arrivi dove c'è la foresteria. Altrimenti dovresti andare giù esatto. all'osteria Cellina qui. Sì? No, è mezzo... osteria di mezzo si chiama. Osteria di mezzo, no? Da lì prendi la strada e vai via dritto. Attraversi l'altra stradina che va giù e continui dritto e arrivi proprio alla sede dove c'è il parco faunistico. Ho Che capito. ci sono i cervi dentro. Perché sennò belle camminate qua, La o è più bello di Valcimoliana, Ma là? adesso ci vuole Era la Valcimoliana, solo con che l'alluvione che con c'è gli stata alluvioni, poco. Ah, ok. con gli alluvioni però via la strada. No, Ok. no, dentro di Valcimoliana Ma hai organizzato qualche fiesta qui di camminata? Qui torniamo indietro. Voi andate a fare un giro voi? No, no, proprio un giretto perché ho visto le foto, no? Che c'erano dei bei, come dite, delle belle camminate. Perché è quelle tutto dentro recintato quella zona lì, non è che ci sia tanto da vedere, è recintata, Ah, non no, si no, può volevamo entrare. proprio fare una camminata in mezzo alle montagne, in mezzo a niente, diciamo. Ah, ecco. ok, allora... No, era bello andare dentro qui, Sì. lui, vale. Cioè, potresti arrivare un pezzo adesso perché hanno aggiustato un pezzo perché ci sono le sorgenti dell'acqua d'Olomia. Ma sempre a piedi, intendo. Sì, Piedi, sì. piedi, sì. Con la macchina non ti lascia Era un più. po' Ah, pericolosa adesso, sì, no, nel senso tu vai dentro camminando, ma non essendo più la strada, essendo No, stata d'estate, rosa, è se hai tutto- passione di andare in alto, esatto. d'estate se hai passione di andare in alto, prendi i sentieri e allora arrivi anche davanti al campanile. Comunque per fare un po' di quello, cioè avanti di qua e No, poi a no, sinistra. dritto, sempre dritto. Ah, sempre dritto. sempre Dritto. Ok, quindi ci ricordiamo Dritto, dove e c'è. esci dal paese, La no? statale, Sì. continuate, scendete giù a sinistra, Sì. trovate Per i la... cervi vai da via. Bifurcazione. No, oppure dove c'è il ponte, finito il ponte c'è la chiesa del paesino, della frazione, il posto di stare sulla statale a sinistra, sempre su quella... Ok. Continuate sulla stradina lì, poi come diceva mio fratello c'è una bifurcazione, tenete sempre a sinistra e arrivate lì. Altrimenti potete lasciare la macchina lì dove c'è la mezza Osteria di osteria di mezzo. mezzo, lì nel parcheggino, c'è l'osteria, voi la E vedete, te vai c'è il via, parcheggio, c'è la strada che c'è il destra campo lì, dei cavoli lì c'è la strada adesso, che dei Capucci, va no? dentro, Vedi quella strada lì, però lì vai via. arrivi che Trovi la strada che è viene giù tutto e continui recintato, non è che vedi Sì, niente, sì, vai sì, sotto, vedi proprio qualche ora cerro, ma- con quella lì arrivi dove c'è... No, no, volevamo anche proprio fare una sono bella le casette camminatina, lì, capito? Quindi No, no, lì qua. no, non cammini perché sei Sì, fermo sì. perché poi lì Emi. costeggi dietro non è Senti l'odore... una bella camminata, io ti potrei Abbiamo consigliare, la avete casa. attrezzatura comunque. No, solo le scarpe, guarda queste e No, basta. no, perché volevo andare sull'Odina, ma dopo andare sull'Odina. No, non è periodo dell'odore. No, È la freddo, montagna lì, se è vuoi fare una bella freddo, la terra è camminata, dura è che adesso non la adesso, vedi. ghiacciata. C'è una maga, c'è una maga, si una fa costruzione, una casa rifatta nuova, un bivacco, chiamalo così, una casera. Sì? Era una malga. Sì, una maga, si diceva. E però, no, se volevi fare una bella camminata, era quella lì che c'è un sentiero percorribile per tutti. Peccato che Però. hai rotto la strada Valcimoniana, se no E sono dopo 14 c'era km Valcimoniana. arrivare al rifugio Pordenone. No. Però ce n'avevi spettacolo. Sì, ce Comunque n'avevi. lì non è che ti fai una bella camminata, tu arrivi nel parcheggio, ti guardi un po' attorno, vedi questa costruzione, perché è C'è chiusa recinto. anche. C'ho macchina. Sulla piana del recinto trovi i cervi Ah. e poi guardi in alto, se sei fortuna vedi camosci e stambecchi. Sì, ma è raro, una fortuna. Beh, ma adesso con queste temperature loro scendono anche perché vivono con Li vedi che girano lì, sia camosci che stambecchi. Bello, gentilissimi. Bene, Buona serata. Buona serata. Bene, allora dopo la spiegazione dettagliata degli autoctoni che sostanzialmente ci hanno detto che la cosa qua non è come noi pensavamo, io direi che comunque un giretto ce lo facciamo. I cervi anche no, vero Ale? Sul tappeto di casa. Ecco, ce l'ha sul tappeto di casa, quindi dai, quelli li saltiamo, andiamo a farci una passeggiatina nei dintorni senza rischiare troppo e dopo ti indico comunque la difficoltà di ogni punto, come sempre. Sì, fa un po' freddo, sì. Ma neanche tanto. No, che dicevamo con la legge, no? Che sembra che stiamo facendo le cose notturne, no? Ma in realtà no, non c'era neanche ora di cena, no? È che qua in montagna, 6:30. Buono cazzo. Ah no, aspetta, dimentica che ho detto cazzo perché doveva diventare un canale non volgare, quindi sì, se te lo ricordi è colpa tua, cioè non colpa mia, a me è scivolato, se te lo ricordi è colpa tua. Sì, dopo non so se è il caso di riascoltare quello che ci hanno detto i signori, no? Perché a me faceva voglia di andare sulla chiesetta vecchia, no? Ma mi ha detto tipo che era pericoloso. Cioè non mi sembra tanto alta, cioè tipo 100 metri, no? Cioè, boh. O forse è caduto il percorso. Cioè, è che sentono tanto il Natale prima qua, cioè da noi non ci sono le luci. Oh, guarda che scorta di legno, gli esce persino alla finestra, che roba.
Guarda, quanto belli non sono i nomi delle vie quelli di una volta, no? Invece da noi c'eravamo anche noi un po', no? Nel paese dove abitavo, tutti carini d'epoca, sono andati a cambiarli e ha messo quelli moderni, ma non si può, dai. No, dai, quasi quasi ti puntino anche questo. Allora, qui, questo è cos'è, il parco fluviale, diciamo, sembrerebbe carino, è un percorso cicloturistico. Io adesso ti puntino l'ingresso, poi domani vediamo se ci passiamo. Comunque te lo puntino per te se vuoi provare a farlo tu, che magari hai due bici dietro. Guarda, c'è anche il ponticino per fare le impennate. Miseria, come l'ho detto, un freddo becco, vero copilota codona con tutto qua, e davanti alla stufa impettata. E il CP un po' perplesso. Il CP, digli CP, abbiamo trovato un boxer, no? Molto grande, maschio. Rufus. Sì, Rufus. E lui poverino voleva giocare. E te hai fatto tutta la cattiva che gli facevi snap snap con la bocca, poverino, lui ci è rimasto anche un po' male, era un po' perplesso anche lui. Va bene, dai, pazienza. Poi lei muore dal freddo, no? Cioè, hai capito? Aperitivo figli di fiori, però moderni, cioè con la fascetta ma a LED. Allora, oggi abbiamo anche la rappresentazione, ringraziamo Alessia che ci fa da esempio di come il zingaro, no? Quando hai... no, è tanto quando è in relax, quando ha freddo i piedi, no, cosa fa? Si sdraia lì, lei dietro alla testa, diciamo sotto le spalle al cuscinetto, potrebbe avere anche un cuscino dietro la testa, non l'ho messo, ci spostiamo di qua e, sì, e diciamo c'è un leggero tepore ai piedi, insomma, ecco. Vabbè, dai, ho capito che questo sarà un dietro le quinte come sempre, quindi la puntina la faremo domani, no? E in questo dietro alle quinte, cosa molto interessante secondo me, è farti vedere come io faccio le puntine, cioè tu hai già visto come funziona, che ti segno il posto con l'app eccetera eccetera, ma cosa succede? Io quando penso che ci siano dei posti un po' difficili da raggiungere, perché magari possono essere stretti o che cavolo ne so io, mi faccio il giretto in bicicletta, in questo caso no, fa troppo freddo, andiamo a Pinini io e l'Alessia tra un po', perché vedendo dalle mappe vista satellite, ma soprattutto avendo poi camminato per queste stradine, sembrerebbe forse che l'entrata per quel cimitero dove noi andremo a dormire, cioè non dentro al cimitero ma fuori, perché c'è il coso molto carino, no? Molto bello, perché c'è tutto il panorama, è figata, no? E sia particolarmente difficile. Quindi adesso, no, giusto anche per stare tranquilli, per non andare là con la tachicardia, ci passo, no, perché c'è anche buio, sei in montagna e tutto quanto, non è il caso, no? Andiamo a Pinini, vediamo com'è la situation, no? E si dico situation perché mentre c'è uno da fuori non capisce cosa sto dicendo, io gli faccio il gesto così, situation, lui ha capito tutto, no? Ecco qua John, allora praticamente vedi noi siamo qua, no? In questo parcheggio qua dove c'è la P che ti ho messo nella puntina e noi allora dovremmo andare a dormire qua, no? Perché dopo a risveglio, cioè lascia perdere sta roba che non c'entra niente, a risveglio c'hai tutte le montagne, cioè vedi solo le montagne e senti l'Alessia che fa i versi un po' sessuali. Ma in realtà si sta mettendo gli scarponi, insomma, ecco così. Scusate. E quindi la mia idea è di partire, guarda, adesso a Pinini, da dove siamo noi, e non arrivare fino a là, no. A me basta entrare solo davanti a questa stradina qua, per capire se posso passare col camper fino a qui. Quindi cosa abbiamo? Dai, 50 metri, insomma, hai capito? Mi metto anche la baretta. Mentre questo CP, no, cioè, ha fatto un sacco di passeggiate oggi in giro per il mondo, vero CP? Poi abbiamo fatto tante corse, poi abbiamo giocato con la pallina, poi abbiamo usato le pipì di montagna e adesso il CP è un po' KO, quindi io direi lo lascio qua il calduccio, tanto noi stiamo 10 minuti, un quarto d'ora massimo e basta. Dopo ci spostiamo se si può e andiamo a farci la pizza lì fronte al cimitero. Eccola qui, no, è larghissima, ci entri tranquillamente, no? Perché sai, vederla l'alto sembrava di no, cioè sembrava anche che toccavi gli alberi, in realtà l'albero è quello, quindi ci entriamo tranquillamente adesso. Comunque dicevo ad Alessia prima che ho proprio quel senso di vacanza, star qua, è veramente bello, non solo perché è tipico, no, ma perché è un posto nuovo, cioè io quando sono nei posti nuovi mi cambia tutto proprio. Ecco la mia casa, ho lasciato le luci accese e là c'è il CP alla finestra. Allora, quei piccoli dettagli che però tanto dettagli non sono, mi raccomando, ascoltamene sempre ste robe. Allora, c'erano vari parcheggi, beh tu adesso vedrai il riflesso. Allora, sai che io ho la finestra rotta, quindi non posso aprirla, però dai, no, guarda qua che vedi. Allora, dalla cucina vedo la chiesetta e il centro del paese. Dietro c'è il cimitero, ma per motivi così un po' scaramantici ho tirato le tende.
dalla parte della, come si chiama, della camera da letto ci sarà poi un grande prato che adesso ovviamente non posso fartelo vedere perché è buio, con tutte le montagne nello sfondo, no? Tac! Eccolo là il cimitero, nella destra, no, a cui cade il discorso di prima, avevamo una specie di, che cavolo era, una piccola centralina elettrica, diciamo, non è bello da vedere. Allora, dei vari parcheggi io mi sono messo con questo che ha, vedi, aspetta che saremo che fa freddo, che ha gli alberi a destra, no, hai capito? Così gli alberi ti nascondono quella roba là, quel deturpamento, hai capito? Cioè, se abbiamo bisogno del deturpamento, come ogni volta te porto a fare il giro per Marghera, passiamo per Marghera e dopo vediamo tutte le altre robe, no? Sempre per quel discorso che facevo, no? Del bello brutto. Cioè, io penso, cioè, tu pensi che tipo è lì che ama il mio armadio? In realtà no, è là che ama la mia stufa. CP, tu ami la tua cuccia, ognuno ama le sue cose e io vado a amare i cosi là, come si chiamano? Gli oscuranti termici che metto davanti, ma adesso magari se vuoi scendi anche te, così annusi un po' il tuo nuovo giardino di oggi. Cosa dici, CP? Ma sì, dai. E vai fuori, fai la pisciatina, dici agli altri eventuali cani che passano di qua, questo è mio, casa mia, è di CP. Allora, adesso ci pinciamo queste 2 pizze senza glutine per la Alessia, no? Solo che, oh, mi pare di essere a Chernobyl, di contaminazione, porca miseria. Abbiamo 2 punti. Sono in quei momenti in cui hai tutto, sei qua tipo in vacanza, no? Diciamo. E pensa, da quanto non sei abituato a queste cose, provi quel senso tipo di irrequietudine, no? Ti senti, no, non lo so, no? Incredibile, no? Al CP invece non sbatte un cazzo, bisogna imparare dai CP.